Abbiamo fatto un vertice in prefettura con ANAS, Autostrade e Regione proprio per la questione dei lavori del Fadalto. È confermato l'avvio del primo stralcio di sistemazione delle barriere di Paramasso e delle reti di contenimento che appunto inizieranno indicativamente a novembre e si concluderanno a maggio 2026. Diciamo che ANAS ci ha garantito che la strada non sarà interrotta, ma ci sarà un senso alternato di marcia e quindi questo è importante. Nessuna interruzione, quindi, durante i lavori di sistemazione della trafficata e senza pace strada statale 51 di Alemagna in località Fadalto, dopo le varie chiusure dell'estate. Ma quello che la sindaca Mirella Balliana ha chiesto, col cuore in mano, come dice lei, è di dare una mano ai cittadini, liberalizzando l'accesso all'autostrada. La cosa che invece abbiamo chiesto veramente col cuore in mano ad Autostrade è quello di poter liberalizzare il tratto autostradale Vittorio Veneto Nord Fadalto in concomitanza quando ci sono gli eventi così importanti di pioggia e che il Fadalto viene chiuso con il semaforo rosso. Ecco, noi auspichiamo che ci sia un accoglimento della nostra richiesta perché i disagi quando c'è l'interruzione del tratto per le popolazioni che abitano a Fadalto Nord e poi nell'Alpago sono veramente tanti. La fine dei lavori, prevista a maggio 2026, investirà quindi anche il periodo olimpico del prossimo anno, quando le strade dell'Alto Veneto saranno investite da un carico di traffico inusuale e forse anche da un turismo mordi e fuggi. Tutta l'Alemagna, voglio dire, è un continuum di cantieri, capiamo anche gli interventi che stanno svolgendo su San Vito, siamo solidali anche ai sindaci, però cerchiamo appunto di usufruire delle infrastrutture che ci sono già sul territorio, ad esempio come l'autostrada che ha arrecato anche un danno sotto l'aspetto economico ambientale del Fadalto. Io penso che sia un gesto anche di solidarietà collettiva e civile restituire nei momenti di emergenza, ripeto, alla popolazione, a coloro che devono andare a lavorare quotidianamente una gratuità del tratto, se no sono costi aggiuntivi per le famiglie.